God Save the Wine, la vendemmia Via Tornabuoni, ovviamente non ci sono i vigneti, non stiamo vendemmiando qua, ma abbiamo raccolto alcuni produttori molto validi e rappresentativi un po' dell'Italia per farci raccontare come sta andando o come è andata, perché magari per molte varietà si è già conclusa la vendemmia. Andiamo a Castelnuovo Belardenghe, un'azienda spettacolare con dei vigneti unici, una giacitura che riesce veramente a esprimersi non solo sul Sangiovese, che non chianti classico ce l'aspetteremo, stanno arrivando grandissimi premi per la loro gran selezione, effettivamente un vino eccezionale, è venuto fuori gli ultimi assaggi, ma come sta andando questo 2018? La vendemmia 2018 è stata complessivamente buona, veniamo naturalmente da una vendemmia 2017 decisamente negativa, quindi non poteva andare che meglio. Abbiamo praticamente quasi terminato la vendemmia, abbiamo iniziato con le basi spumanti, poi abbiamo iniziato con i bianchi, il Pinot Nero, abbiamo fatto sia il rosato che il vino rosso che stai bevendo stasera, naturalmente dell'annata 2015. Stiamo terminando la raccolta con il Sangiovese e l'ultimo sarà il Cabernet Franc, ma manca veramente poco, una decina di giorni abbiamo finito. Comunque siamo a ottobre, quindi diciamo i tempi sono quelli giustamente per ottenere la maturità, la freschezza senza perderla. La qualità delle uve è molto buona, vogliamo poi naturalmente aspettare poi l'evolversi in cantina, però diciamo le analisi e la qualità dell'uva che sta entrando è decisamente molto buona. Qualche varietà un po' sofferta delle piogge che ci sono state in maniera continua nell'ultimo mese, però diciamo che complessivamente siamo molto soddisfatti. Ecco, e adesso invece stiamo assaggiando un vino forse quello più strano in particolare, perché uno immagina Castelnuovo Belardenghe, immagina a caldo le rete senesi quasi, e poi il Pinot Nero che invece vuole umidità e fresco. Come fa a venire questo Pinot Nero che è comunque freschissimo e particolare? Abbiamo 110 ettari vitati e più o meno un terzo è Sangiovese e 2/3 sono vitini internazionali. Il Pinot Nero è un vitigno che è sempre piaciuto a me personalmente e anche al proprietario, quindi abbiamo fatto una mezza pazzia di piantare quasi 12 ettari di Pinot Nero a Castelnuovo Belardenghe. Sono stati selezionati i due posti diciamo più in alto, un po' meno esposti al sole, dove c'è un po' più di variazione giorno e notte. Naturalmente non otteniamo lo stesso vino della Borgogna o dell'Alto Adige, ma non vogliamo neanche. Questo è il Pinot Nero di Castelnuovo Belardenghe, a me piace molto e spero piaccia anche a te. A me piace tantissimo, non è la prima volta l'assaggio, ha anche una bella progressione, ho assaggiato anche altre annate, direi che questo 2015 comincia a essere quello che ci si immaginava e effettivamente è bello vedere che la Toscana, se presa nel verso giusto, riesce a far esprimere alla grande anche il Pinot Nero e questo è veramente la riprova di un grande territorio. Grazie Alberto. Grazie Andrea.